Massimo Bitonci, Ivo Rossi ha dichiarato di voler abbassare le tasse e appunto parte oggi invece la vostra controdichiarazione. Ma questa è una cosa vergognosa perché va contro intanto il suo programma elettorale e poi a 2 giorni dal voto non si può dire che si abbassa le tasse. Un'amministrazione che è stata 10 anni, che ha tartassato i padovani, che non ha approvato il regolamento sulla Tasi, sulla IUC, ma come può prendere in giro i padovani? I padovani si rendono conto che è una dichiarazione elettorale vergognosa perché se voleva farlo poteva farlo qualche giorno fa, ma non l'ha assolutamente fatto in Consiglio Comunale, poteva portare la delibera, in realtà non ha neppure un Consiglio Comunale che può approvare questo. Noi comunque rispondiamo che saremo noi quelli che abbasseremo sul serio le tasse e facendo dei tagli pesanti al bilancio del Comune di Padova. Decapitati poi i vertici del PD. Decapitati i vertici del PD, decapitato il fantomatico project financing sull'ospedale di Padova, arrestati anche i consulenti di Ivo Rossi Zanonato del Comune di Padova, dello studio Giordano, che erano i consulenti della fusione. Noi faremo una commissione d'inchiesta subito settimana prossima, una commissione d'inchiesta per verificare tutto quello che è successo come sapete arrestati anche coloro che portavano avanti con la Palladio finanziaria il project financing. Noi siamo contro, noi ristruttureremo l'ospedale, l'attuale sede, non siamo per la realizzazione del nuovo ospedale. A questo punto Ivo Rossi e la sua squadra dovrebbero fare una cosa seria, non far più campagna elettorale, dire agli elettori che il sindaco di Padova può farlo solamente Massimo Bitonci con la sua squadra. Troppi errori nella gestione passata. Sperate che Renzi arrivi a rottamare Ivo Rossi, avete detto così? Ma io l'ho detto molto chiaramente, arriverà Renzi a Padova, forse andrà anche dagli industriali. Io penso che dovrebbe venire per rottamare un'amministrazione che ha portato al degrado questa città, che ha ceduto i propri gioielli, le proprie società ad ERA. La commissione d'inchiesta verificherà tutto questo e su questo do ragione al Movimento 5 Stelle. Avevano ragione loro, abbiamo ragione noi, bisogna verificare gli altri e dopo questo arresto eccellente dei consulenti del Comune di Padova la cosa diventa obbligatoria. Crolla infine la Patreve e appunto tanto voi non la volevate, no? Ma noi crediamo a una città metropolitana, cioè a una città che collabori e lavori con i comuni dell'intorno di Padova, non certamente alla città metropolitana con Venezia e Treviso, dove avrebbe dominato il comune di Venezia con il sindaco Orsoni, che peraltro è stato proprio lui arrestato stanotte. Ricordo sindaco Orsoni, che è uno degli esponenti maggiori del PD, assieme al capogruppo del PD in Consiglio regionale, arrestato anche lui stanotte.